All'esito di una mirata e serrata attività di indagine, i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, coordinati dalla Procura per i minorenni di Catania, hanno identificato e denunciato due minorenni che lo scorso sabato hanno affiancato un soggetto mentre percorreva il lungomare sul suo monopattino e lo hanno scaraventato per terra. I giovani si erano ripresi con il cellulare ed avevano pubblicato il video sui social network che era diventato immediatamente virale. I carabinieri quindi hanno acquisito il video ed iniziato una serie di attività di indagine raccogliendo gravi indizi a carico dei due soggetti. Le perquisizioni immediatamente svolte su delega della Procura hanno dato esito positivo perché poi sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento indossati quella sera e lo scooter su cui viaggiavano, che era stato già parzialmente smontato di parti della carrozzeria in modo che potesse diventare difficilmente riconoscibile. Ai ragazzi inoltre sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari, sui quali verranno svolti accertamenti tecnici per arrivare al riconoscimento degli altri appartenenti al gruppo e per delineare la condotta di pubblicazione e diffusione della loro attività illecita. È al vaglio della Procura l'adozione anche di provvedimenti a carattere civile nei confronti dei ragazzi, ai quali al momento, oltretutto, sono state elevate sanzioni al codice della strada per oltre 1.000 euro.